Poi per noi è importante, la Lega ha fatto la legge blocca capannoni, vituperata, poi trasversalmente ce l'hanno messa in un angolo. Il blocco a capannoni vuol dire che noi ci teniamo quel poco di ambiente che è rimasto nel Veneto, e nel Veneto orientale, che è una delle risorse ormai l'ambiente che c'è rispetto a tutto il resto del Veneto, più che mai va salvaguardato, gestito e controllato la sua crescita. Ed è ovvio che quindi, come si diceva prima, visto che Portogruaro vende le medagliette ma poi non ha neanche un metro quadro di pannelli solari o fotovoltaico, vada investito e si debba investire in quella direzione, che quindi sono energie rinnovabili da una parte, ma anche una politica ambientale intesa come politica economica, ambientale, quindi la cosiddetta green economy, che debba e deve sfruttare ciò che questo territorio dà, e cioè la cultura, e cioè le vie d'acqua, e cioè il turismo. Ma a tutto questo c'è poi l'aspetto innovazione. Sull'innovazione noi vogliamo che ci sia un aspetto importante, perché ovviamente noi non dobbiamo e non possiamo competere con il resto del mondo sulla quantità, ma sulla qualità dei nostri prodotti, e quindi quello che è innovazione e quindi distretto produttivo e tutto ciò che ci ruota intorno è prioritario nell'azione politica che andiamo a fare. E poi, per chiudere la parte importante, c'è prima la salute, il bene primario per noi. Ne abbiamo parlato in un recente convegno, abbiamo visto che con gli avversari si parla sempre solo di passato, non si parla mai di futuro, e le colpe sono sempre degli altri e mai di chi governa. E quindi i servizi sul territorio, siano essi sanitari o sociali, e soprattutto investire in tecnologia sanitaria dal punto di vista ospedaliero, devono essere situazioni importanti che vanno corredate poi e collegate con l'aspetto delle liste d'attesa ospedaliere. Le liste d'attesa ospedaliere, soprattutto nel campo dei servizi, possono essere abbattute solo in due modi: o dando libera professione ai medici, ma visto che i medici già si prendono oltre i 100.000 euro all'anno, sono più di 100 i medici che nella nostra US prendono più di 100.000 euro all'anno e le liste d'attesa sono lunghe, forse allora è bene che nei servizi diamo spazio anche a chi nel territorio può dare alternative agli stessi costi, ma soprattutto con maggiore efficienza. E per chiudere, quindi, dopo l'aspetto salute, c'è l'altro aspetto, l'altro buco nero che c'è da sempre in questo territorio, che è l'occupazione. Occupazione dovuta a una mancanza di strategia di investimento nel settore del lavoro, perché ovviamente non c'è, la città lenta deve essere lenta, dormiente, dormire e basta, e quindi non essere una città che cresce e che dà risposte ai suoi cittadini, che sono costretti sempre, come diceva anche Tabaro, a emigrare. E quindi sostegno da una parte ai lavoratori, ma soprattutto alle imprese. Non a caso la Lega a settembre ha presentato un progetto di legge per lo statuto del lavoro autonomo, non a caso, perché ci deve essere in Veneto, in tessuto come il Veneto, dignità anche alla partita IVA, che non è il delinquente sempre dipinto dalla sinistra, ma la dignità che deve avere il lavoro autonomo, quindi in tutte le sue forme e in tutte le sue, quindi partita IVA, lavoro autonomo che noi abbiamo fatto un progetto di legge che ci è stato ostacolato, ma che però con la finanziaria 2010 5 milioni di euro li abbiamo inseriti, ed è partito anche lì il percorso che dà dignità al lavoro autonomo e quindi la possibilità per i giovani e per le partite IVA di avere il supporto e il sostegno della Regione. Questo è un po' il ragionamento generale. Un ultimo passaggio che voglio fare, tornando a quel discorso detto all'inizio della cultura del Portogruaro, ma che riguarda anche un ragionamento generale. Noi puntiamo poi in tutta quella che è la macchina pubblica alla regionalizzazione dei concorsi.
parlo di un qualcosa che, se riusciamo a portare a casa questo, vuol dire stravolgere, insomma, probabilmente ci capiamo anche negli insegnanti che parlano magari un po' più il veneto e meno il cicillo, cioccollo, per dire in inglese, magari appunto avremo un'amministrazione che riusciamo anche a capirci parlando, non solo dialogando, anche dal punto di vista del concetto mentale. Quindi la regionalizzazione dei concorsi sarà un altro degli aspetti importanti, perché alla regionalizzazione dei concorsi noi vogliamo, e verrà scritto in un percorso che stiamo facendo col settore istruzione, che tutto quello che è le lauree o tutti coloro che poi nei concorsi regionalizzati vengono con le lauree abbiano il parametro che esiste già, il parametro europeo, che è un numerino un po' diverso dai 110 lode che arrivano in giro per l'Italia senza arte né parte. Per cui diverse cose andranno con il federalismo fiscale che deve venire avanti, anche se stanno tentando di mandare a casa Berlusconi proprio per questo, perché dopo le regionali viene applicato il federalismo fiscale, e quindi i decreti applicativi che fanno partire tutti questi meccanismi di cui stiamo dando queste risposte. E chiudendo, come dicevo, con la cultura, faccio un ultimo passaggio ancora su Santa Cecilia, sulle tante risorse che ha avuto, sui tanti sprechi che ha fatto e sui buchi che ci sono. Però a me ha preoccupato il discorso che è stato fatto l'altro ieri, devo ancora scrivere alla Presidente della provincia e al commissario, anzi scusate, al Presidente del Santa Cecilia, perché sì, è vero che ci sono meno risorse a disposizione della Santa Cecilia, ma è anche vero che in questi anni il Santa Cecilia ha perso la sua identità, nel senso che l'estate musicale era ed è partita con il ragionamento di essere un'applicazione di chi viene a formarsi nella scuola Santa Cecilia, quindi durante l'estate poter essere attraverso il pubblico fare formazione. Poi si è passati ai grandi eventi, ai grandissimi eventi, c'è un qualcosa che con la scuola Santa Cecilia non c'entra più, che ha aumentato, ovviamente portando professionisti a dismisura i costi, dando sì magari una qualità super, però se non hai le risorse per fare la qualità super, torna a quella che è la tua tradizione, e questo è il messaggio che serve per chiudere il mio ragionamento, che noi dobbiamo tornare alle nostre radici, a conoscere il nostro passato, a ripercorrerlo per costruire il nostro futuro, che deve essere sì interessante, ma un Veneto forte, sicuro, solidale, e una Portoguaro che finalmente sia libera da tanti mascalzoni. Grazie.